Signori, buongiorno e benvenuti al corso ufficiale per la patente europea di pescatore della domenica certificato Good Terror. Io sarò il vostro certificatore e controllerò che tutte le prove vengano superate senza imbrogli. Qualche domanda? Sì, io mi scusi, ma cosa serve questa certificazione? Fino ad oggi il termine pescatore della domenica è stato usato ed abusato, quindi è arrivato il momento di dire basta e definire uno standard internazionale. Chi vuole definirsi pescatore della domenica potrà farlo, ma solo se certificato. Scusi, ma questo non era il corso ECDL? No, perché io mi ero iscritto al corso di Word. Mi scusi, io ho il divieto di picchiare gli allievi, può farlo lei per me? Con vero piacere. La ringrazio. La prima prova che dovrete superare sarà quella di sopravvivere all'apertura della pesca della trota in free. Prepararvi. Io comunque volevo fare il corso di Word. Ma ho capito la prova. Va bene. L'unica cosa, ma pescheremo in mare o in fiume? Finalmente si è riaperta la pesca nel nostro bellissimo Isonzo, caro, vecchio, fedele compagno di 1000 pescate. È un fiume stupendo che, nonostante l'incuria generale, è ancora davvero pieno di vita. Sott'acqua è tutto un fermento, il pesce foraggio è ben presente e ci fa sperare in qualche cattura di qualità. L'Isonzo nasce in Slovenia e solo per un breve tratto scorre in Italia, dal confine di Gorizia fino alla sua foce nella riserva naturale dell'isola della Cona. La parte slovena è decisamente la più pittoresca, acqua cristallina che scorre in gole profonde di bianchi sassi calcarei modellati dal tempo e dalla sua forza. Il suo letto è fatto di bianchi ciotoli e si alterna tra bianchi gaieti e buche profonde, con un'acqua limpida e davvero fresca. È ricco di spot di pesca facilmente accessibili e con un paio di waders riusciremo a fare delle belle pescate emozionanti. La tappa per la certificazione di pescatore della domenica è ambientata all'altezza del paese di Sagrado. L'Isonzo qui ha cambiato molto il suo aspetto, in questa zona ha già assunto il suo volto di fiume di fondovalle, con un letto esteso e ricco di vegetazione, meta durante l'estate di bagnanti che cercano refrigerio nelle sue acque. Siamo però a fine marzo e il suo corso, complice l'abbondanza di acqua, è davvero un paradiso incantato dove si possono trovare abitanti davvero interessanti. Il suo cammino prosegue infine placido verso la foce nell'oasi naturale dell'isola della Cona, un altro ambiente per noi ancora tutto da scoprire e che probabilmente diventerà la meta di una prossima avventura targata Good Terror, ma questa sarà un'altra storia. Come ogni anno, durante il giorno dell'apertura, le rive del nostro amato Isonzo si riempiono di loschi personaggi che sbucano un po' da tutte le parti, tutti in tuta mimetica, armati fino ai denti, tanto che sembra di essere dentro il set di un film di guerra. L'attesa è lunga, fa freddo, è umido, non si vede granché e bisogna cercare di fare meno confusione possibile per non disturbare troppo lo spot e i suoi abitanti. Il problema è che noi siamo la Good Terror e sembriamo più un branco di cinghiali affamati e in amore che dei silenziosi ed esperti marin o guastatori. No, che cosa state facendo? Non sono ancora le 7, non potete lanciare. Sì. No. Acqua. Cosa fai? Lancio. Marchese, non puoi lanciare, non sono le 7. Lo so. Devi aspettare. Sì, No! lo so. Che schifo, che brutte persone. Vabbè, non hanno voglia di aspettare. E quindi avete preso? Beh, che la guerra abbia inizio.
cominciamo subito a bombardare lo spot con i nostri artificiali. Certo, nella nostra più rosea immaginazione speravamo in una marmorata al primo lancio, ma fin troppe volte i sogni collidono con la dura realtà. Quindi si lancia e si rilancia, si spera e si impreca, finché dopo una decina di minuti, alle nostre spalle, zitto zitto quatto quatto, il nostro ospite di oggi squarcia il monotono silenzio che si era creato. Vai là! Stefano! Ma chi sei? Ma... Che dire? Mi è andata bene. Ma... ti ha inseguito? Cosa ha fatto? Praticamente si è fatta 5 metri inseguendo, è arrivata fino qua, avevo già tirato fuori l'artificiale dall'acqua, l'ho rimesso dentro, tic l'ha preso. Ah, mamma mia. Era destino. Era cattiva proprio. Sì. Brava. Capitan Sage. Insomma, questo arriva, ci ruba le trote. Sì, dicevi, siamo nel Good Terror, appunto, non sei. E noi? No, siamo nel Good Terror. Cioè, io ho capito che, insomma, mi sto sacrificando per voi, vi sto lasciando pescare, ma... Ostia. La giornata prosegue senza troppe pretese e mentre Marche, come al solito, fa il burlone, è il nostro capitano che di nuovo ci fa sussultare. Sicilia! Bravo Daniel! Grazie. Ma chi sei? Sorpresissima! Non è così grande. Abbiamo preso la pancia. Uno sfortunato che vedano. Sì, una savetta. La savetta. Fare il tuo dovere. Ci fai vedere questo pesciolino? O savette dell'Isonzo, pesce alloctono per il quale c'è una chiara normativa in Friuli. Se catturati devono essere soppressi. Sono dei gruffolatori alloctoni sgraditi scesi nell'Isonzo dal suo affluente principale, il Vipacco. Piano 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 piano. ci stiamo rifacendo. Sì. Lo sai Anche che se questa non non è- conta, no? Come trota. chiaro. Questa Non è non proprio conta quello come che cattura cercavamo, nemmeno. Cioè, hai avuto una fortuna e basta. Cioè. Nel frattempo io sono davvero depresso, sento la puzza del cappotto sempre più forte e decido quindi di cambiare tecnica. Dopotutto sono Marche e Sic gli spinnerofili, io sono un vecchio pescatore che adora la sua bolognese, adora quel piccolo galleggiante in corrente che scompare e quindi inizio a preparare la mia attrezzatura. Voglio vedere se salta fuori qualcosa di buono perché inizio davvero a preoccuparmi. Inutili artificiali di Capitan Sic, porca miseria.
E infatti, devo dire con grassa soddisfazione, il galleggiante scompare e non è il fondo. Non credo sia un altro Nasen, lo sento bello sportivo. Non è nemmeno una trota, ne sono sicuro, non sento grandi testate, piuttosto un nervosissimo pesce che tira come un matto. Ma poco dopo, la tragedia. La mia cattura si incaglia sul fondo in qualche radice, lo 0,12 di finale non aiuta. Gira che ti rigira, però qualcosa succede e lo vedo risalire. È un barbo, un bellissimo barbo dell'Isonzo, che lotta e combatte con tutte le sue forze, con tanto di radice infame ancora attaccato. Lo slamiamo con cura e lo mettiamo subito in acqua in un retino più capiente per guardarlo meglio da vicino. È un pesce a centinaia ogni anno. Durante il periodo riproduttivo si imbrancavano in questo punto per la presenza di una bella buca. Oggi la buca è scomparsa, il ghiaione è avanzato e l'ha inesorabilmente riempita. Ma in questo momento la cosa più importante è che finalmente ho scappottato anch'io. Per questa apertura ho deciso di utilizzare il seguente setup: una canna da 2,30 m con un'azione medio rigida che mi permetta di lanciare dai 7 ai 21 grammi, con abbinato un mulinello del 3000 abbastanza leggero, dove ho imbobinato una treccia dello 0,12 con un finale in fluorocarbon di circa 1 metro e dello 0,25. Che tipo di esca abbiamo usato? Abbiamo usato qualche crank, abbiamo usato dei rotanti, insomma un po' di tutto, varie grammature. Poi alla fin fine abbiamo provato un po' di tutto, ma dove hanno mangiato? Ravanava sul fondo, insomma questo oggi ha fatto la differenza. Mi aspettavo di più qualche piccolo cranchetto che andava nella corrente, ma ha vinto lui. Oggi funziona così. Un appunto sugli artificiali. Qui siamo in Isonzo, amo singola. Tra l'altro l'Isonzo è anche diviso in varie zone, alcune speciali denominate RPS, regime particolare salmonidi, dove oltre a essere obbligatorio l'amo singolo è obbligatorio che sia anche senza ardiglione. Qui dove siamo noi non c'è questo veto, si può pescare sia con ardiglione sia senza ardiglione, sta a voi scegliere qual è la soluzione migliore. No, la prima parte della giornata mi sembra che sia andata bene, no? Sì, no, Pennino, peccato le marmorate io e te, ma vabbè, l'hanno prese loro. Comunque vabbè, è venuto su anche un bel barbo, a Bolognese, sono contento, è il primo della stagione. Adesso però siamo un po' stanchi, abbiamo bisogno di un caffè che non troveremo da nessuna parte perché è Pasqua, però ci proveremo e soprattutto adesso andiamo in canale a vedere se c'è qualche trottapollo. Proviamo così per passare un'oretta spensierata. Dai, e dopo casomai torniamo qua al tramonto a Marmorate, non è detto, dipende se cediamo o no, ma probabilmente cediamo. La pesca alla trota marmorata nell'Isonzo. Ok, ne abbiamo parlato bene dell'Isonzo, abbiamo parlato bene delle sue trote, dei suoi abitanti, ma non è ormai così. Il video è stato girato nel 2016, oggi siamo nel 2019 e in 3 anni le cose sono cambiate veramente tanto. Come è noto da anni, l'immissione di trote a taglia legale, senza contare poi la possibilità di perdere interi stock di pronto pesca con danni incalcolabili, come è successo negli anni passati. Il vero ripopolamento dovrebbe basarsi su un altro modello, immettere individui di età inferiore all'anno, uova embrionate, avannotti. Questo aiuta in parte a superare gli ostacoli che ultimamente stanno impedendo la riproduzione naturale, come la presenza di briglie, l'alterazione degli habitat dovuti al lavoro in alveo, captazioni mal controllate, ma soprattutto l'hydropicking, fenomeno ormai tristemente rilevante che si presenta soprattutto nel periodo invernale, con grosse piene tardive nel periodo di frega. In più, un habitat così ideale. L'Isonzo oggi, infatti, è solo la triste ombra di quello che era fino ad una decina di anni fa. E i motivi sono svariati. La trota marmorata
nonostante tutti gli sforzi degli addetti ai lavori, non è che sia così presente come si sperava. Però questo non deve essere, come dire, non deve essere data la colpa agli addetti ai lavori, che bene o male hanno lavorato bene, hanno avuto molta sfortuna, certo. Poi, che cosa volete che vi dica? I problemi dell'Isonzo sono altri. Piovosità autunnale, primaverile, se siamo così ottusi da non dare la colpa anche alle dighe e alle captazioni che dalla Slovenia fino a Sagrado sono una vera piaga. Una volta l'Isonzo soffriva durante i caldi mesi estivi, oggi soffre tutto l'anno e dove non c'è acqua, dove non c'è corrente, non c'è nemmeno ossigeno e non ci sono le condizioni per una vita. Aggiungiamoci poi che il fiume in secca diventa attrattivo verso altri tipi di pesca che niente hanno a che fare con la sportività. Ma il problema non è solo nella quantità d'acqua. Anche l'alveo dell'Isonzo è vivo, si trasforma, i suoi gaioni si spostano e purtroppo negli ultimi anni hanno soffocato tutte le principali buche più profonde, facendo scomparire di fatto veri e propri polmoni naturali di biodiversità. Adesso vi faccio vedere che cosa c'era qui sotto. Vedete queste cose, voi le cose bisogna mostrarvele con il dito. E allora io ve le mostrerò col dito, perché? Perché 4 anni fa io ho preso la maschera, ho preso la GoPro, sono sceso qui sotto, qui c'era una buca di circa 8 metri di profondità. Io sono sceso e ho filmato che cosa c'era qui sotto. Avete visto? Questo è quello che c'era. Qui ora non c'è più nulla, non c'è più la buca e non c'è più il Speron a San Canzian e in parte la Marcorina. Perdite incalcolabili, tutte in ghioto ecosistema, no di certo. Anche noi nel nostro piccolo contribuiamo a rendere questo possibile paradiso, che dovrebbe essere un patrimonio di tutti, letteralmente un immondezzaio a cielo aperto. Ecco, guardate. Isonzo, fiume sacro ai popoli d'Europa. Ecco, scusate se mi sono dilungato in un triste racconto invece di tenere i soliti toni scherzosi che ci contraddistinguono, ma facevo grossa difficoltà a raccontarvi la gran balla che il nostro fiume più bello, l'Isonzo, è un fiume in salute e pieno di vita. E non serve Greta Thunberg, dovrebbero venir fatte le semine di pronto pesca? Non ci accorgiamo che abbiamo distrutto ormai il nostro, che senza acqua non ci può essere vita.
È venuto giù così facile, ma tirarlo su. Con la forza di 1000 scorre.